Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Lunedì 8 marzo, un augurio speciale a tutte le donne e ben ritrovati nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, la sosta della luna in Capricorno spiega perfettamente i motivi del vostro stato d'animo. Guasti e contrattempi in casa e sul lavoro vi mettono di malumore. Piccole noie e ripensamenti riguardo il tempo libero, l'attività lascia poco tempo per le distrazioni. Toro, determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l'esterno. Questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Giornata di incontri piacevoli, miscelando nelle giuste dosi il tempismo, l'ambizione e l'impegno avrete la garanzia del successo. Gemelli, gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È il tempo di costruirvi una situazione professionale più stabile, ma dovete agire con pazienza. Cancro, fra tensioni sul lavoro e ambizioni che sfumano, iniziate la giornata con la luna sbagliata. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare, in arrivo piccole delusioni nelle finanze. Per fronteggiare un problema fate leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà vi aspetta, non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni, infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe. Frequentate persone di mente aperta, avete bisogno di uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così, buona volontà, dimostrazioni di affetto, iniziative intriganti vivacizzano anche i legami un po' logori. Bilancia, un lunedì poco esaltante quello di oggi, sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere, la dolce metà vi appare sotto una luce poco idilliaca, contraddizioni da sanare ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se con i superiori o i colleghi c'è stato da ridire, recuperate l'intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine sono condotte da voi con grande abilità. Si preannunciano quindi magnifiche promesse. Nel lavoro siete imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, atmosfera tranquilla in questo lunedì, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatta di piccole cose invece che comunque vi fanno sentire più sicuri e appagati. Se avete dei crediti o dei rimborsi da riscuotere, attivatevi oggi per richiedere quanto vi è dovuto. Capricorno, professione, soldi e amicizie non vi danno pensieri. Punto dolente il partner che si mostra un po' indifferente o meglio insofferente al vostro slancio. Per riuscire nella difficile impresa di conquistare chi vi piace, ricordate che sarà soprattutto questione di approccio. Acquario, se la giornata si prospetta monotona, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla. I vostri familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere un buon momento per analizzare al meglio ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta. Pesci, la luna in Capricorno non si profonde in moine, piuttosto bada al sodo, regalandovi soddisfazioni e opportunità nella carriera da non perdere. L'ambizione di arrivare in alto vi rende decisi e determinati, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda. È tutto dalle stelle di Radio.0 per questo lunedì, vi auguriamo una buona giornata, un buon inizio settimana e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0